di pistola davanti alla questura di Trieste, scoppia il panico nel capoluogo giuliano nel pomeriggio, 2 agenti feriti gravemente, a sparare sembra sia stato un uomo accusato di una rapina avvenuta stamane. Autonomia del Veneto, il messaggio perplesso dell'ex ministro Erika Stefani al suo successore Boccia. Ho sentito tante parole ma non vedo fatti, serve, dice un testo dal governo ma per ora non c'è nulla. La guerra dei dazi USA, salvo il prosecco, ma interi comparti del Made in Veneto continuano a tremare. Pessimismo tra gli imprenditori, Unioncamere, a rischio anche il comparto meccanico. La polizia locale chiude il cerchio sul violento pestaggio di sabato notte in centro a Mestre, immortalato in un video che ha fatto il giro del web. Daspo dal bus per studenti maleducati o anche solo indisciplinati, accade a Camponogara dove il comune ha deciso di adottare la linea dura a scopo preventivo. L'inizio della demolizione del complesso di abitazioni più problematico del Veneto è stabilita, il conto alla rovescia per la riqualificazione del quartiere padovano è iniziato. Si chiamano Memorial Reef Bowl, cippi flangifrutti a protezione dell'isola di Fisolo e intitolati alla memoria di persone defunte, stamane la posa dei primi elementi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano però la cronaca che ci porta al di fuori dei confini veneti per andare in Friuli Venezia Giulia, perché poco prima delle 17 si è verificato un conflitto a fuoco davanti alla questura di Trieste. Le prime notizie sono frammentarie anche perché nella zona continuano a convergere ambulanze e auto delle forze dell'ordine. Nella sparatoria sarebbero rimasti feriti almeno 2 agenti, anche se si parla di un possibile terzo agente ferito, ma come detto le notizie al momento sono ancora frammentarie. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro 2 poliziotti che si trovavano all'interno di una volante all'esterno della questura. L'uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto a sua volta ferito. Secondo quanto si è appreso, i 2 agenti feriti sarebbero in gravi condizioni. Non sono ancora chiari né la dinamica né il movente che hanno portato l'uomo a sparare contro i 2 poliziotti. La zona attorno alla questura è stata isolata con un cordone di sicurezza. Vi terremo aggiornati se dovessero esserci ulteriori novità nel corso del nostro telegiornale. Torniamo in Veneto per parlare di autonomia, perché se il governo giallorosso attraverso il ministro degli affari regionali Boccia sembra aprire all'autonomia, chi lo ha preceduto, ovvero Erika Stefani, si dice ancora perplessa. Al momento, commenta, sono solo dichiarazioni. Oggi di autonomia si sta parlando, io l'ho detto al Ministro Boccia quando è venuto in audizione in Commissione Affari Regionali, che l'importante è che sia stato messo come uno dei primi punti nell'agenda di governo da parte dell'azione di governo da parte del Ministro degli Affari Regionali. Ora, di come venga fatta l'autonomia, questo vedremo quando sarà pronto qualche testo, perché fino adesso ho sentito solo che delle dichiarazioni. Parole, non fatti, non un documento. L'ex ministro Erika Stefani, che a Roma ha portato avanti l'autonomia del Veneto cercando una possibile, mai peraltro raggiunta, intesa con il Movimento 5 Stelle, fa presente che a parlare è sempre solo il ministro Boccia. Pentastellati oggi ammutoliti sul tema autonomia? Io ho sentito parlare solo Boccia, non ho sentito parlare il Movimento 5 Stelle. Io resto sulle dichiarazioni di chi ha osannato l'azione della ministra Lezzi per avere bloccato l'autonomia. Ecco, dobbiamo prima vedere, si dice una volta fa vedere me cammello. Io voglio vedere prima il cammello e poi si può decidere se ci sarà una proposta seria sull'autonomia, se sarà autonomia, che non siano altre forme di elusione. E poi va all'attacco contro chi sulla vicenda autonomia ha cavalcato la contrapposizione nord-sud. Il problema è di chi ha sollevato un astio fra nord e sud approfittando del tema dell'autonomia, e questo per farne un becero cibo da campagna elettorale. L'autonomia è un progetto serio e non deve essere visto come una contrapposizione nord-sud. Chi ha sfruttato questo l'ha fatto soltanto strumentalizzando il tema per andare solo esclusivamente addosso alla Lega, e addosso alla Lega e addosso anche alla mia persona e addosso ai veneti, perché questa è stata la manovra che è stata utilizzata.
Purtroppo ci sono degli aggiornamenti sulla notizia data in apertura, ovvero della sparatoria davanti alla questura di Trieste, perché i 2 poliziotti che erano rimasti feriti, gravemente feriti, purtroppo non ce l'hanno fatta e sono morti. Si tratterebbe di 2 poliziotti trentenni che appunto hanno perso la vita nella sparatoria questo pomeriggio alle 17 davanti alla questura di Trieste. Da quello che si è appreso, anche se lo ripetiamo le notizie sono frammentarie, i 2 agenti si trovavano probabilmente all'interno di una volante all'esterno della questura. A sparare dei colpi di pistola sarebbe stato un uomo presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina. Dunque, lo ribadiamo, i 2 agenti sono purtroppo deceduti. Torniamo alla politica. Di questo governo non condivido quasi nulla, ecco perché me ne sono andato a dirlo l'ex ministro Carlo Calenda ai nostri microfoni. Questo governo ha molte lacune, ne ha convinto l'ex ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, che ha deciso di lasciare il PD proprio quando c'è stata l'alleanza con i 5 Stelle. Io agli elettori, anche qui in Veneto, avevo detto, insieme a tanti altri per la verità nel PD, mai con i 5 Stelle, perché i 5 Stelle hanno valori completamente diversi dai miei, sono contro la crescita, sono contro le infrastrutture, sono contro la scienza e dunque per me tener fede alla parola data agli elettori è fondamentale. Secondo Calenda, questo governo non farà molta strada. Molto confuso, in realtà è un governo dove la guida dei 5 Stelle appare molto netta, anche perché c'è un Presidente del Consiglio che è lo stesso dell'altra volta. Questo è uno dei pochi casi nella storia in cui tu hai un governo che si dice nato per la discontinuità, ma il Presidente del Consiglio è lo stesso e dovrebbe essere discontinuo rispetto a se stesso. Poi è un governo molto confuso, ha confermato tutti i provvedimenti del precedente governo, sta ancora baloccandosi con l'idea di nazionalizzare l'Italia, che vuol dire buttare altri miliardi, ne abbiamo già spesi 10, è un governo di cui non condivido quasi nulla. Ecco perché ha deciso di correre da solo. La politica italiana è fatta molto di promesse e poco del foglio del come, forse perché nessuno ha mai lavorato fuori dal mondo della politica. Ecco, la mia idea è costruire una forza politica che abbia questo al suo centro, spiegare come si fanno le cose, dove si trovano i soldi, in che modo le fai funzionare, perché altrimenti sono tutte chiacchiere. Quello che sto cercando di fare è mobilitare l'Italia seria e non prendere un pezzo di parlamentari di qua e di là, perché sennò cambiano le sigle ma le persone sono sempre le stesse. Calenda esprime parere positivo sull'autonomia del Veneto, anche se con qualche appunto. Io sono favorevole, con delle differenze rispetto a Zaia, non sono favorevole sulla scuola per esempio, penso che la scuola debba essere uguale dappertutto. Sono favorevole all'autonomia secondo un principio di buonsenso: se le persone che governano bene, esattamente come facciamo con un figlio o un collaboratore, è giusto dargli più delega, però bisogna anche levare delega a chi governa male. Per esempio la Calabria oggi ha la sanità che è completamente fuori controllo, non la può più gestire da solo. L'economia con la guerra dei dazi USA, salvo il prosecco, ma interi comparti made in Veneto continuano a tremare, c'è pessimismo tra gli imprenditori. Se avremo un Trump magari per un altro mandato dovremo armarci tra virgolette, perché qui è una guerra continua, le imprese sono chiamate in guerra purtroppo. La data d'inizio del conflitto è già segnata 18 ottobre, da quel giorno più 25% del costo dei prodotti made in Italy negli USA protezionisti della dottrina Trump, e il sospiro di sollievo per il prosecco e i vini salvatisi in extremis dalla lista nera delle eccellenze made in Veneto non fa abbassare certo il tono della polemica. Prosecco risparmiato invece. Sì, prosecco risparmiato, però non c'è solo prosecco. Invece quello che ci preoccupa molto sono i dazi sulla meccanica che riguardano particolarmente Treviso. Sull'agroalimentare abbiamo il parmigiano e il grana padano, ma però purtroppo questi dazi che gli Stati Uniti applicheranno dal 18 di ottobre sono dazi che saranno un ostacolo per la nostra produzione, per le nostre esportazioni, insomma. Dunque anche la meccanica rischia grosso, e poi c'è soprattutto l'agroalimentare e il settore lattiero-caseario. Confagricoltura Veneto conferma che ad essere preoccupati sono soprattutto gli allevatori. Un settore importante per il Veneto, considerato che la produzione di latte nel 2018 si è attestata su oltre 1 milione di tonnellate. Oltre al danno diretto, spiega Fabio Curto di Confagricoltura, quello che temiamo è un'immediata ricaduta sui prezzi del latte, che sta vivendo un buon periodo grazie al traino dell'export dei formaggi DOP. Se questi prodotti subiranno una frenata, rischiamo che si scenda bruscamente sotto la soglia dei 40 centesimi al litro pagati oggi per il latte. C'è il rischio infatti che vengano messe in atto azioni speculative che chi acquista il latte dai nostri allevamenti può porre per abbassare i prezzi alla produzione.
Una guerra commerciale che continua a far tremare. Il conto alla rovescia verso il 18 ottobre è appena cominciato. Bisognerà vedere se questi dazi andranno già a coprire le commesse già in atto o sì, già in essere da parte di chi le ha richieste, e che insomma bisognerà vedere nei prossimi giorni qual è lo sviluppo di tutta questa faccenda. La cronaca, la polizia locale ha chiuso il cerchio sul violento pestaggio di sabato in centro a Mestre. Gli uomini del servizio sicurezza urbana diretti dal commissario Gianni Franzoi hanno individuato gli aggressori che sabato notte hanno pestato 2 ragazzi in piazzetta Olivia Mestre. Gli agenti sono risaliti agli aggressori grazie a testimonianze, alla visione di vari filmati e alla conoscenza delle persone che frequentano la zona. Le vittime sono un 25enne pakistano che sarebbe intervenuto in soccorso dell'afgano di 26 anni che ha rimediato una prognosi di 10 giorni. Ancora sconosciuti i motivi di questo gesto violento. Nel video, girato da qualcuno con il cellulare, si sente gridare "basta, basta" e si vedono calci e pugni a una delle vittime. Poi una ragazza ferma a guardare in piedi su una panchina. Restiamo nel veneziano, andiamo però a Camponogara, dove il comune ha deciso di adottare la linea dura a scopo preventivo, ovvero il DASPO per studenti maleducati o anche solo indisciplinati. Studenti bulli puniti con DASPO, ovvero con la sospensione da 3 giorni fino anche a tutto l'anno scolastico dello scuolabus. Accade a Camponogara, dove il comune ha deciso di adottare la linea dura contro studenti maleducati e violenti. Di qualche giorno in seguito ad una prima segnalazione, oppure la sospensione dell'intero servizio per tutto l'anno scolastico nei casi più gravi. Il DASPO previsto anche nei casi di studenti indisciplinati. I comportamenti sono anche semplicemente il non star seduti all'interno del mezzo, perché è fondamentale per la sicurezza di tutti, così come non avere rispetto degli altri e delle cose e del mezzo stesso. Da ricordare che il servizio scuolabus a Camponogara costa 170.000 euro all'anno, cifra per 2/3 sostenuta dal comune, per la parte restante dalle famiglie dei 300 studenti che ogni mattina usufruiscono dello scuolabus. Quindi noi, se dovessero succedere dei casi non di bullismo ma anche semplicemente dei casi un po' dettati dal fatto che tanti ragazzi sono un po' più vivaci dagli altri, abbiamo il dovere di intervenire, perché questo può mettere a repentaglio anche la salute dei ragazzi stessi. Metta il caso che qualcuno scherza, si alza dal posto e durante il tragitto l'autista deve fare magari delle fermate brusche, può causare che qualcuno si faccia male. Studenti e famiglie sono avvisati della serie a Camponogara la buona educazione, se non la si ha la si impara anche forzatamente, così come previsto dal regolamento comunale. I genitori e le famiglie devono fare la loro parte, le pubbliche istituzioni anche. Mobilitazione leghista oggi a Padova, corteo in stazione nel punto in cui domenica si è consumata l'ennesima aggressione. Parlamentari, amministratori, consiglieri regionali, c'è anche l'ex sindaco Massimo Bitonci. La Lega si è data appuntamento in stazione a Padova tra via Cairoli e via Bixio, nel luogo in cui domenica una famiglia marocchina è stata aggredita da un gruppo di spacciatori che volevano a tutti i costi vendere droga. Hanno sfilato verso il boulevard, spesso teatro di blitz delle forze dell'ordine, per lanciare un messaggio all'amministrazione di Sergio Giordani, chiedendo maggiori interventi antidegrado. Io credo che l'amministrazione non possa più mettere la testa sotto la sabbia e cominciare a dare delle soluzioni, a intervenire, a prendere atto di una situazione che sta sfuggendo di mano. Alla manifestazione ha partecipato anche qualche residente. La situazione della stazione è sempre stata critica. I cittadini presenti qui oggi l'hanno detto e ribadito più volte, è importante far chiarezza da subito e il sindaco Giordani e la sua giunta deve intervenire immediatamente. Nel corso degli anni a Padova, pur alternandosi sindaci di opposte parti politiche, l'area intorno alla ferrovia ha sempre rappresentato per i primi cittadini una bella gatta da pelare. Negli ultimi anni non è stato portato avanti quel progetto
che la gente voleva, che era quello di una nuova stazione della polizia locale proprio qui. Cioè, queste sono zone estremamente delicate. Abbiamo trattato la questione delle cucine popolari, anche lì si continua a far finta di niente, sapendo benissimo che è un problema. Immediata la replica del sindaco Giordani al corteo leghista: non mi occupo delle campagne elettorali dei partiti, bensì della città e della risoluzione dei suoi problemi. Si legge in una nota ufficiale di Palazzo Moroni: siamo consapevoli che la situazione non è facile, stiamo valutando alcune azioni straordinarie da sperimentare, chiude poi Sergio Giordani. Restiamo nella città del Santo, ma andiamo in via Anelli perché l'inizio della demolizione del complesso di abitazioni più problematico del Veneto è stabilita. Parte infatti il conto alla rovescia per la riqualificazione del quartiere padovano. Per fortificare una pianta bisogna potarla. Per sanare definitivamente un quartiere padovano, come da tempo ci si è resi conto, va segato un grosso ramo, quello del complesso Serenissima di Vianelli. Ora si sa quando le ruspe entreranno in azione, assieme alle macchine da demolizione e ai tanti camion per portare via le macerie. Nel ruolo del ruspista questa volta non c'è però il capo della Lega, ma un assessore. Assessore in versione Salvini, con la ruspa. Ma invece qua siamo in versione giunta Giordani e parte un cantiere storico per la città di Padova. Dopo gli anni dell'abbandono finalmente si abbatte quello che rappresentò il ghetto di via Anelli per la città di Padova. Abbattiamo le 6 palazzine del complesso Serenissima di via Anelli. A questo punto abbiamo il D-Day, ora è giorno dell'attacco. Sì, le operazioni partiranno sabato 12. Attenzione, non sarà una demolizione a grande impatto scenografico, almeno per ora. Vanno fatte delle operazioni propedeutiche poi alla demolizione vera e propria delle palazzine. Insomma, niente tritolo ancora per un po' di tempo a suggellare, non solo simbolicamente, la fine del lungo incubo per abitanti e per le tante giunte comunali. Trovare una soluzione non è stato un gioco, si è dovuto combattere contro i luoghi comuni, anche la stucchevole definizione da giornalisti pigri di Bronx di Padova, quando di Bronx, di sottocultura, non c'era nulla, era solo un complesso di abitazioni spesso ad uso speculativo, usate senza coscienza e abbandonate a se stesse, con il difficile intervento sul privato, quando la situazione del Bronx vero invece è cambiata da decenni. Ora l'arrivo della nuova questura cambierà tutto nell'area acquistata dal comune e poi scambiata con lo Stato con la contropartita della preziosa area della caserma Prandina. Dalle chiavi della ruspa tolte dal quadro alle chiavi in mano consegnate al questore, quanto ci vorrà quindi? Una volta poi demolite le palazzine, bonifichiamo l'area e noi la consegniamo allo Stato. Sarà lo Stato a realizzare la nuova questura. Ci vorranno un 4-5 anni sicuramente prima che gli uffici saranno attivi. La strada è ancora lunga, ma ragionare in lustri dopo decenni di degrado è già una conquista. Torniamo a Trieste con la notizia d'apertura, la sparatoria davanti alla questura di Trieste nel pomeriggio, perché c'è un video che è stato girato da un passante proprio pochi minuti dopo la sparatoria, appunto, lo ricordiamo, 2 agenti di polizia hanno perso la vita, un terzo è ferito, i 2 agenti si trovavano all'interno, da quello che sembra, da quanto ricostruito, di una volante. Allora vediamo, se la regia lo manda in onda, le immagini di questo video che appunto è stato girato e che ripercorre questi minuti drammatici. Eccolo. L'ambulanza! Sta morendo! No! Come on? No! 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 No, per favore, no! No, sono un po' aspettare. Che è successo? Mi abbiamo sparato. Davvero? Guarda! Ma non è che guardo, ti credo. Sì.
Ecco, avete visto le immagini, in lontananza si vedeva il corpo a terra della gente, tutto intorno i colleghi disperati che chiedevano aiuto, che chiedevano appunto l'intervento di un'ambulanza e lo sguardo esterrefatto dei passanti. Come detto, 2 gli agenti rimasti uccisi, un terzo ferito. A sparare, da quanto ricostruito, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo che presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta. Retribuzioni mascherate in busta paga da indennità di trasferta. La Guardia di Finanza di Gorizia scopre 579 lavoratori irregolari, coinvolti nell'operazione anche diverse province venete. Operazione Overtime. La Guardia di Finanza di Gorizia ha concluso la terza fase dell'indagine finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d'imposta. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 579 operai specializzati di nazionalità rumena, polacca, bosniaca e croata assunti irregolarmente, ai quali tra il 2014 e il 2018 parte delle retribuzioni erano state camuffate in busta paga sotto la voce di indennità di trasferta Italia non imponibile ai fini fiscali e contributivi nella misura di 15 euro giornalieri per circa 200 euro mensili. Complessivamente i compensi sottratti a tassazione IRPEF sono stati quantificati in 873.000 euro, con conseguenti ritenute non operate e non versate nelle casse dello Stato per 235.000 euro. I lavoratori irregolari risultavano assunti da una SRL con sede legale in Croazia, ma stabile organizzazione in provincia di Gorizia, amministrata da un soggetto di nazionalità croata che si occupava di lavori di carpenteria pesante e di edilizia in subappalto. Svolto poi presso varie aziende che erano ubicate nelle province di Gorizia, di Pordenone, di Udine, di Treviso, di Venezia, di Firenze. Le Fiamme Gialle hanno appurato che alcuni operai erano stati impiegati in cantieri di Caule e San Stino di Livenza nel Veneziano, nel Moglianese invece per la provincia di Treviso. L'esame dei contratti di subappalto stipulati dall'azienda e delle dichiarazioni rese dagli operai durante gli accessi eseguiti dalle Fiamme Gialle e dagli ispettori INPS, insieme all'analisi della documentazione contabile acquisita nel corso delle indagini, hanno consentito di scoprire che i lavoratori non si spostavano mai dalle abituali sedi di lavoro e che dunque nessuna indennità di trasferta doveva essere loro riconosciuta. Da qui la Guardia di Finanza è arrivata a scoprire l'evasione fiscale e contributiva. Gli strumenti, se utilizzati correttamente, se utilizzati così come sono disciplinati dalla legge, non comportano problemi. È logico che l'uso distorto naturalmente porta a dei fenomeni di evasione, come è stato scoperto. È saltato sul tetto del carcere, poi si è gettato nel vuoto, protagonista un detenuto ricoverato nella sezione psichiatrica del carcere di Belluno. Un detenuto ricoverato nella sezione psichiatrica della casa circondariale di Belluno ha scavalcato il muro di cinta dei passeggi della sezione saltando sopra i tetti di un'altra area del carcere. È accaduto ieri pomeriggio in via Baldenic. A darne notizie in una nota la Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che ricostruisce i fatti. Gli agenti, dopo che il detenuto si è arrampicato sul tetto, hanno iniziato una trattativa con lui, ma alla fine l'uomo si è gettato da circa 4 metri. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, grazie, si legge nel comunicato dell'FNS, alla prontezza degli agenti di polizia penitenziaria, che sono riusciti ad attutire il colpo della caduta facendo scudo con i propri corpi. A questo punto, spiega ancora il sindacato, è iniziata una colluttazione con il detenuto che ha tentato di mordere e graffiare i poliziotti che cercavano di calmarlo. Il personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto bellunese, sottolinea Robert Darè della segreteria territoriale FNS CISL, è in stato di agitazione dallo scorso ottobre e ribadisce il forte disagio nel gestire i detenuti della sezione psichiatrica. Si auspica, continua, un immediato intervento dell'amministrazione penitenziaria e del Servizio Sanitario Nazionale per porre fine ad una situazione oggettivamente insostenibile e pericolosa sia per i detenuti che per tutto il personale che lavora nella sezione, conclude Darè.
Cambiamo completamente argomento, un gesto di addio a tutela dell'ambiente. Si chiama Venice Memorial Reef, vediamo di che cosa si tratta. È la barriera sommersa a protezione delle isole della Laguna Veneta, la posa dei primi 3 elementi, peraltro anche molto suggestivi, nelle acque antistanti l'isola di Fisalo, nella laguna centrale di Venezia. Abbiamo concordato col Provveditorato un monitoraggio continuo su questo progetto con cadenza semestrale perlomeno, quindi noi daremo modo anche alle persone che hanno posizionato questi moduli, li faremo vedere come crescerà la vita intorno al modulo. Il progetto si chiama Venice Memorial Reef. Diverse le sue funzioni, nasce per consentire a chiunque di dare un piccolo contributo alla salvaguardia dell'ecosistema sommerso, che diventa al contempo anche monumento in ricordo delle persone care. Il modo di celebrarlo così è vivere il lutto non come una cosa che si vive al momento in maniera intensa e poi magari lasciato a parte, dandogli una dimensione a parte, ma è un qualcosa che nel pensarlo ha comunque una continuazione. Un italiano e 2 americani, le prime persone che sono state ricordate così, con la posa delle targhe riportanti i rispettivi nomi. Si tratta del trevigiano Michele Pagos e degli statunitensi John Krugel e Harry Daly McCann. La breve cerimonia di saluto delle scorse ore alla presenza dei familiari delle 3 persone scomparse. È un'emozione vedere finalmente la prima posa del Venice Memorial Reef. Speriamo che questo sia solo il primo passo per proseguire nella realizzazione di un'iniziativa tanto importante per tutti noi e per la tutela della città di Venezia. La prima serata di Antenna 3 è integralmente dedicata all'arrivo domenica del nuovo vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Si inizia con 20 e 10 e poi puntata speciale di 40 con le immagini storiche del nostro archivio di Antenna 3. Con l'edizione del Veneto è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Giornata di sole sul nostro territorio, il weekend tutto sommato sarà in prevalenza con tempo buono, ma vediamo insieme il dettaglio di sabato 5 ottobre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo, vedete, con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature stazionarie minime tra i 7 e i 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 17 e 20 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto, dunque un sabato di bel tempo sulla nostra regione. Temperature sostanzialmente invariate, minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra i 18 e i 19 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali acquazzoni sui settori di confine, sarà invece più asciutto e anche maggiormente soleggiato altrove. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.